Dottoressa Bonavina, facciamo un po' di chiarezza. Come sta andando l'attività dello IOV? L'attività dello IOV sta procedendo, non posso dire con tranquillità perché i tempi non lo consentono, però sta procedendo assolutamente. I nostri pazienti vengono visti quotidianamente, continuiamo con l'attività legata alle chemioterapie perché non sono sicuramente spostabili o procrastinabili. Come tutti gli altri ospedali abbiamo un attimo allentato tutte quelle prestazioni che possono essere invece spostate a periodi migliori senza implicare alcuna problematica al paziente. Possiamo fare un esempio concreto, cioè se io ho una visita di controllo a 6 mesi dall'ultimo riscontro, se non ho particolari esigenze posso spostarla. Assolutamente sì, anzi siamo noi che quelli che vengono identificati come follow up, quindi proprio quelle prestazioni che vengono effettuate a distanza dall'episodio acuto, li stiamo spostando per evitare l'assemblamento delle persone. Se invece una persona ha un dubbio, si sente e vorrebbe avere un controllo, si può fare la visita? Assolutamente sì, perché tutte le attività dell'Istituto Oncologico Veneto sono aperte esattamente come in tutti gli altri periodi dell'anno. Quali sono le visite che state spostando per evitare il sovraffollamento degli ambulatori? Parlando di pazienti oncologici, sono quei follow-up, quindi quelle prestazioni di controllo che vengono fatte quando il paziente chiaramente non ha sintomatologie particolari. Ci sono altre prestazioni che offre lo IOV che possono essere spostate? Sì, le prestazioni che vengono effettuate dagli ambulatori, per esempio della chirurgia del melanoma, in particolare dai nostri dermatologi, che possono essere tranquillamente procrastinate anche di un mese e mezzo senza creare problemi.